Buonasera ragazzi, stasera voglio fare le patate ripiene. Ecco qua, le ho svuotate, le ho bollite per giusto 15 minuti, poi le ho svuotate e ho messo, diciamo, quello che ho schiacciato qui con la forchetta stessa, neanche con lo schiacciapatate. Poi imbottirò con prosciutto cotto, fior di latte e formaggio e li metterò, diciamo, in questa teglia così e le metterò per altri 15 minuti nel forno. Quindi incomincerò a mettere per prima la mozzarella, fior di latte, cioè, poi un po' di patata, poi il prosciutto cotto. Invece il formaggio lo già metto con questo qui e lo mischio con questo, quindi farò a strati ragazzi. Poi gli strati li potete fare a vostro piacimento, quindi come volete voi, prima la mozzarella, poi il formaggio, come volete voi ragazzi, quindi a piacere vostro. E poi vanno infornate per giusto 15 minuti, ma non di più. Adesso vi faccio vedere come le riempirò io. Ecco, ho messo i fior di latte, adesso metto il prosciutto cotto e poi, diciamo, il composto delle patate che già ho messo con il formaggio già ho mescolato insieme. Fetta di prosciutto cotto messa, ora mettiamo il purè di patata ricavato stesso dalla patata. Ecco qui ragazzi, l'ho riempito con il purè di patate. Adesso metterò un altro strato di prosciutto cotto e un po' di mozzarella per chiudere il tappo, faccio proprio. Ragazzi, ho fatto l'ultimo strato, adesso vado a mettere giusto questo poco che è rimasto sopra e vado a infornare. Ragazzi, ho terminato, ora vado a informare. Gli ho messo un po' di pane grattugiato sopra, come potete vedere è proprio una bomba ragazzi. Quindi adesso andiamo a infornare e dopo si vede. Ragazzi, la patata è pronta, come potete vedere ragazzi, bella ripiena. Si è aperta un po', però non fa niente, tanto deve andare nella pancia. Quindi ragazzi, una bomba come sempre. Quindi ragazzi, non è per i vegani perché ci sta purtroppo fior di latte e prosciutto cotto, quindi mi dispiace. È una ricetta per carnivori, diciamo così. Quindi ragazzi, come sempre vi auguro una buona serata e se permettete aggi a magna. Quindi vi lascio con questa inquadratura davvero fantastica e buonasera ragazzi. Ho da fare adesso, ciao.